nei vostri occhi. E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, lo scandalo di giornata supera veramente l'accettabile, perché come indicano scandalizzati il fronte delle opposizioni progressisti e il giornale collettivo che le rappresenta, il governo italiano ha questa bizzarra, strana, inedita idea per cui l'Italia debba essere alleata degli Stati Uniti e collocata all'interno della civiltà occidentale. È veramente uno scandalo senza fine. Diciamo che l'agenda di lor signori gratta gratta è sempre riconducibile al famoso slogan Yankee go home, cioè siamo sempre all'interno, diciamo, di un'occupazione liceale, neanche universitaria, degli anni 70. Questa è l'agenda di Ellie & Co. Qual è la pietra dello scandalo? Ovviamente il famigerato Board of Peace per Gaza voluto da Donald Trump, il quale non solo è riuscito a fermare il conflitto in Medio Oriente, il genocidio, dicevano loro, noi non ci siamo mai riconosciuti da un punto di vista proprio filologico in questa espressione, ma a maggior ragione loro avrebbero dovuto essere contenti, no? Del congelamento del conflitto e dell'inizio di un cammino difficoltosissimo, complesso, che si presta a stop and go, ma che ha come obiettivo di fondo implementare una pace duratura in Medio Oriente, con il coinvolgimento di tutti gli importanti attori regionali, in primis le monarchie sunnite del Golfo, in una collaborazione de facto con Israele, e rendere quella zona del mondo da incubatore di caos e terrorismo fonte di prosperità. E l'Italia non dovrebbe essere interessata a un'agenda del genere, non solo per le sue alleanze internazionali, ma anche per l'importanza di quell'area del mondo? Ovviamente sì. Fuori dalla bolla di isteria progressista? Ovviamente sì. Non solo, ma è notizia di queste ore, il governo avrebbe trovato un metodo efficace per diciamo esserci in qualche modo nella pratica del Board of Peace per Gaza, aggirando il dettato costituzionale che in tema di partecipazione a organismi internazionali è molto rigido, prevede una serie di precondizioni. Diciamo che la Costituzione più bella del mondo, spesso è appunto la più rigida del mondo, ed è stata pensata in un tutt'altro scenario globale, ma in ogni caso il governo non ha in mente di fare forzature, ma appunto di esserci, scusate, come osservatore all'organismo voluto da Trump, motivo per cui Meloni dovrebbe andare a Washington settimana prossima. Quindi presenziare come osservatore senza partecipare ai lavori come protagonista attivo. Questa sarebbe la soluzione trovata, che è già ovviamente un compromesso, ma in questo caso un buon compromesso, perché non tiene l'Italia fuori da un dossier fondamentale, dal ridisegno di un'area fondamentale. Questo appunto nel mondo, nella bolla dell'isteria progressista diventa un atto di sudditanza, diventa una svendita della sovranità nazionale, tema a cui loro signori sono sempre stati molto affezionati. Non vi leggo tutti i virgolettati in serie perché poggiano sullo stesso equivoco, cioè loro signori non hanno capito nulla, per intenderci, del discorso di Marco Rubio alla conferenza di Monaco, scusate. Lo stesso Calenda, che spesso è dipinto come l'oppositore lucido, se non addirittura il fiancheggiatore implicito del centrodestra, ha detto una colossale castroneria. Tra Maga e Merz la Presidente del Consiglio ha scelto la parte sbagliata. Non c'è nessuna contrapposizione tra Maga e Merz, tra l'agenda americana e quello che ha detto Merz, di cui è stato isolato un virgolettato per metterlo in contrapposizione con l'America. Se andate a rileggere il discorso, devo dire straordinario, perché dall'impatto storico, un discorso che dipinge una visione del mondo e che segna uno spartiacque, un prima e un dopo, di Marco Rubio a Monaco, capirete
l'ha messo nero su bianco, diciamo, l'ha detto a prova di scemo Rubio in un certo senso, l'ottica dell'amministrazione Trump, che non è contro l'Europa, non è per dividere l'Occidente, anzi è per ricordare all'Europa di far parte, di avere addirittura figliato questa particolare civiltà. Tutto il discorso di Rubio è una sorta di appello esplicito all'Europa, con curvature tra virgolette anche sentimentali. Siete i nostri migliori amici, teniamo molto a voi, per questo vi vogliamo forti, per questo vogliamo che la smettiate di avere paura e vergogna per la vostra civiltà, che è la nostra, che si chiama Occidente. Vogliamo, ha detto Rubio, un'Europa orgogliosa del proprio patrimonio e della sua storia, che non rinneghi quel dettaglio nella storia del mondo, che è una creatura tutta occidentale, che si chiama libertà, che esca dall'abbaglio globalista per cui la storia è finita, si tratta solo di fare buona amministrazione mentre si delocalizza la produzione. No, si tratta di difendere sempre ora quella suddetta anomalia occidentale, quella suddetta libertà. Facciamolo insieme, ha detto Rubio. Quindi chi vuole allargare le sponde dell'Atlantico sono gli antitrampiani di professione, sono i progressisti di cui sopra, che appunto non hanno mai cambiato spartito rispetto allo Yankee Go Home. Se invece uno ha capito quello che ha detto Rubio ed è d'accordo, ed è il nostro caso, perché quello che ha detto Rubio è non buttiamo a mare la civiltà occidentale, anzi rilanciamola insieme, ed è ancora più evidente che è il caso di esserci nel Board of Peace per Gaza e non di non esserci. Insomma, ora e sempre è una scelta di civiltà, e ora e sempre la sinistra ha le idee chiare, e cioè contro la nostra civiltà, contro l'Occidente. La posta in gioco è chiara, noi ovviamente siamo dall'altra parte. Grazie a tutti, vi aspetto stasera.